È il weekend più atteso di questo rush finale di stagione. Nella 26esima giornata del campionato di eccellenza calabrese, la Reggio Ravagnese affronta la capolista Vigor Lamezia per un match da zone nobili della graduatoria. Nella prestigiosa location dell'Oreste Granillo di Reggio Calabria, i padroni di casa cercano la vittoria dopo l'amaro KO ottenuto di misura contro il Brancaleone. Sul fronte opposto, la capolista è lanciatissima verso la promozione e deve consolidare la vetta dopo la vittoria di misura per 1-0 ottenuta contro la Paolana. Diamo allora lettura delle formazioni. Padroni di casa della Reggio Ravagnese con Currà, Maesano, Cordova, Scoppetta, Marcianò, Urruti, Puntoriere, De Leon, Crucitti, De Marco e Baldè. Risponde la capolista Vigor Lamezia, Ianni, De Fazio, Denisi, Ruano, Sicoli, Curcio, Rodriguez, Cosenza, Artur, Fioretti e Spanò. Arbitra la partita il signor Danilo Frascà, sezione di Logri. Gli assistenti, entrambi di Paola, sono Roberto Sciammarella e Lucio Salvatore Mascali. Partiamo allora con le immagini a cura di Mirko Giacobello col film del primo tempo. La gara non è spettacolare quanto la cornice di pubblico al 17esimo, la prima offensiva. Reggio Ravagnese con una rimessa laterale che finisce in zona De Leon va a cercare Baldè, calcia mandando a dir poco largo. 21esimo, calcio di punizione, va Puntoriere direttamente verso la porta, insidiosa la traiettoria messa in corner da Ianni proprio dall'angolo. Crucitti mette dentro la sfera che viene allontanata sui piedi di De Marco, prova a coordinarsi, non è semplice, pallone alto. 42esimo, arriva l'episodio che può cambiare completamente il volto della partita, perché la Reggio Ravagnese a 3 dalla fine del primo tempo rimane in 10 uomini, rosso diretto per il numero 7 De Marco, reo di aver scalciato l'avversario, e Gir finisce così allora il primo tempo 0-0 tra Reggio Ravagnese e Vigor Lamezia. Tanto spettacolo nell'intervallo, ma ancora di reti e di emozioni concrete non ne abbiamo viste. Partiamo col film della ripresa. Al 55esimo la Reggio Ravagnese, la punizione di Crucitti finisce in mezzo, Baldè di testa la manda sul fondo. Minuto 60, risponde la Vigor Lamezia con Egir che cerca Fioretti, si gira bene Fioretti, la conclusione però è debole e centrale tra le braccia di Currà. 62esimo, alza i giri del motore la capolista, Egir apre a sinistra per De Fazio che salta l'avversario, mette il cross, Maesano allontana sui piedi di Cosenza, va a calciare a botta sicura, la deviazione provvidenziale è quella di Scoppetta che la mette in calcio d'angolo. 63esimo, cambio nella Vigor, entra Bernardi per Spanò. 63esimo, Verduci per Crucitti. 68esimo, Trentinella per Curcio. Continuano i cambi, entrano Ielo, Amendola, Costanzo, Vitelli e Foti per Puntoriere, De Fazio, Egir, Fioretti e De Leon. Siamo all'88esimo, l'ultima occasione è di marca biancoverde. La Vigor Lamezia chiude in attacco cercando la vittoria che potrebbe valere già oggi un campionato. Cross di Costanzo respinto dalla difesa, viene però recuperato da Amendola che entra in area di rigore ma viene fermato sul più bello dal doppio intervento difensivo della Reggio Ravagnese, assolutamente pulito, non c'è calcio di rigore. E allora triplice fischio allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, finisce 0-0 tra Reggio Ravagnese e Vigor Lamezia, un pari che non cambia la classifica della formazione di mister Ianni, un pari che avvicina solamente ancora di più la capolista alla vittoria del campionato. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.